Il Capo dello Stato ieri in visita a Niscemi, un segnale concreto di vicinanza alla popolazione. Si festeggia domani 25 febbraio San Gerlando, patrono di Agrigento, alle 18, solenne pontificale in cattedrale. Raccolta di firme a Canicattì per chiedere una gestione più trasparente del servizio idrico. Primo congresso della UIL Funzione Pubblica ad Agrigento, accorpate le due categorie, la FP e la UIL-PA. Abbandono dei rifiuti, condanne a seguito dei controlli ambientali fatti dai carabinieri, verifiche sul servizio di autobotte a Licata e Canicattì, diverse le denunce per servizio di acqua non potabile, aggredita una donna ad Agrigento da parte del suo compagno tra le mura domestiche, denunciato a piede libero. La Castrum Favara perde a Ragusa, una sconfitta che la colloca al penultimo posto della classifica. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 24 febbraio martedì. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato ieri a Niscemi, una visita in attesa del Capo dello Stato che ha portato un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dai gravi movimenti franosi che a gennaio hanno costretto allo sgombero circa 1500 persone lungo la zona rossa. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita ieri a Niscemi, è stata una visita in attesa che ha portato un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dai gravi movimenti franosi che a gennaio hanno costretto allo sgombero oltre 1500 persone lungo la zona rossa. È stata una visita lampo, improvvisa, quella di Mattarella, ma dal valore altamente simbolico. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi il Presidente è stato accolto dal lungo e caloroso applauso dei cittadini presenti. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero, si è recato nella piazza del paese, accanto al municipio, con il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il Sindaco Massimiliano Conti, il Vicario del Prefetto di Caltanissetta Ferdinando Trombadore e una rappresentanza delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'esercito, impegnati nella gestione dell'emergenza. Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti, stringendo la mano a tante persone. Presidente, non si dimentichi di noi, vi hanno gridato alcuni cittadini. E poi, rivolgendosi a un cittadino, l'architetto Roberto Palumbo, ha affermato: ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi, so che è difficile in queste condizioni, lo capisco, qui c'era la vostra vita, per questo sono venuto qui, per far vedere che il sostegno si mantiene alto. Il Presidente nel corso del tragitto è stato anche fermato da una mamma che ha perso la sua bambina nel corso di un incidente stradale sulla strada provinciale 11. Buongiorno Presidente, io le voglio solo dire due cose. Lei qua la ringrazio tantissimo, però glielo chiedo col cuore in mano di fare al più presto affinché l'AS più 11, l'unica strada percorribile che abbiamo, venga messa in sicurezza. Io l'anno scorso, nel 2025, ho perso una bambina di 9 anni. Sono una mamma con un cuore addolorato, lei era Aurora e rimarrà Aurora per tutti noi. Aurora per tutti noi, l'ha detto il sindaco, e glielo chiedo col cuore in mano da mamma. La stimo come persona e la ringrazio di essere venuto. La ringrazio di al più presto, perché venerdì ce n'è stato un altro incidente, in un anno ce ne sono stati 9 e io percorrevo quella strada quella mattina con tutti i miei 3 bambini. No, è una delle priorità assolute, lo so. Ringrazio tanto. Grazie a lei. Grazie. Buona giornata. Grazie di essere qui. Buon lavoro, è stato Il fuoco cantale impegnativo. E continua a essere impegnativo, buon lavoro. Mattarella si è poi diretto presso l'istituto scolastico Mario Gori per incontrare la comunità scolastica. Grazie per essere venuto, gli hanno gridato i cittadini salutandolo al suo passaggio. Buongiorno bambini. Presidente, sono a vostri. Ciao bambini, auguri. Grazie, come si dice? Buongiorno. Ciao bambini, auguri. Vi hanno perso la loro scuola. Ma cosa ricordate della vostra scuola, San Giuseppe? Cosa vi manca della vostra scuola? La vostra aula? Corridoi, i giochi, la palestra. La palestra. La palestra.
Bravissimi. Per adesso Io ho interrotto la vostra mattinata. Buono studio. Auguri, Ondini. Il Presidente della Repubblica ha poi lasciato Niscemi tra gli applausi dei cittadini. So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi, per questo sono venuto qui, per far vedere che il sostegno si mantiene alto. E si festeggia domani, 25 febbraio, ad Agrigento, la festa di San Gerlando, patrono della città. Per l'occasione previsti in cattedrale diversi momenti liturgici. Alle 18 il solenne pontificale presieduto da Monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. Si festeggia domani ad Agrigento la festa di San Gerlando, patrono della città. Per l'occasione diversi momenti in cattedrale. Alle 10 la celebrazione eucaristica presieduta da Don Lillo Argento, presidente del capitolo della cattedrale. Alle 11 una liturgia dedicata ai bambini del catechismo delle parrocchie di Agrigento e nel pomeriggio alle ore 18 il solenne pontificale presieduto da Monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. Durante la funzione avverrà il tradizionale rito dell'offerta dell'olio per la lampada del santo patrono da parte della comunità di Palma di Montechiaro. La festa di San Gerlando affonda le radici nella figura storica di Gerlando di Besançon, vescovo normanno che rivangelizzò la città dopo la denominazione araba. San Gerlando, di origine franco-normanna, fu nominato vescovo di Agrigento dal Gran Conte Ruggero nel 1088. In soli 12 anni ricostruì la comunità cristiana e la cattedrale di San Gerlando, morendo il 25 febbraio del 1100. La venerazione ufficiale iniziò nel 1159, quando le sue reliquie furono traslate per la prima volta e fu proclamato santo proprio in quell'anno. Un momento fondamentale per la tradizione è stata la traslazione finale delle reliquie nel 1630 all'interno di una monumentale urna in argento sbalzato, ancora oggi cuori delle celebrazioni in cattedrale. Nella giornata della festa prevista anche la chiusura di uffici pubblici e scuole. Una raccolta di firme è stata organizzata dai cittadini a Canicattì per chiedere una gestione più trasparente e investimenti strutturali sul servizio idrico da parte della società che gestisce la fornitura di acqua in provincia, dopo le recenti manifestazioni di protesta fatte dai canicattinesi. Le interviste agli organizzatori. Avvocato Giudice, è stato forte e chiaro il messaggio che avete lanciato assieme al collega Fabio Licalzi, non solo canicattinesi ma anche a Darmanporte, tra virgolette, gente delicata, Ravanusa, Favara. Mi dai uno spunto per ringraziare gli amici di Licata che ci hanno prestato il gazebo, per esempio. Mi dai uno spunto per dire che tantissime sono state le telefonate anche di gente che non abita a Canicattì, che soffre per altre ragioni o per motivi analoghi il problema della crisi di distribuzione idrica, perché non voglio fare un torto alla Presidente di AICA che dice che noi l'acqua ce l'abbiamo. Ecco, è probabile che ce l'abbiamo conservata negli armadi, nei bidoni, non so dove, ma certo a casa delle persone l'acqua non c'è. Quindi il tema è: quando manderete l'acqua correntemente nelle case delle persone, o necessariamente dobbiamo aspettare che le persone facciano anche il cosiddetto contratto fittizio? Perché voglio essere chiaro, chi non è allacciato alla rete idrica ed ha la rete idrica, diciamo così, a portata di acqua, a portata di mano, deve fare il contratto. Lo dico di nuovo, deve fare il contratto. Quando però poi AICA, a fronte di questo contratto che è stato stipulato, non fornirà l'acqua e quindi si renderà inadempiente, faremo le azioni civili per quelle che sono previste dalle nostre norme privatistiche e pubblicistiche e chiederemo il risarcimento, oltre che tutto ciò che attiene all'inadempimento nei confronti di un pubblico servizio. Questo è quanto. Invece chi non ha l'allaccio, chi non ha la condotta idrica nei pressi di casa propria, fermo restando che poi c'è un discorso di chi deve fare le opere di urbanizzazione e altro, certamente non può essere invitato a fare un contratto fittizio, tanto per avere un codice e quindi mandare le autobotti sul posto per dare l'acqua. Si vuole questo? Ok, ma il trasporto lo paga l'ente fornitore, perché non lo può pagare il cittadino, perché se lo costringiamo a fare il contratto in un luogo dove non c'è la rete idrica, non è corretto che paghi il trasporto dell'autobot, deve pagare l'acqua al prezzo convenuto in contratto.
Non andiamo oltre perché per tutto il resto poi ci sono 1000 casistiche, le case di campagna, chi abbevera animali, ci sono 1000 casistiche, ma oggi mi voglio fermare a questo perché poi, come sai, stiamo avviando l'azione di accesso agli atti e l'azione di accesso agli atti porterà ad avere conoscenza di tanti aspetti di AICA e su questi aspetti di AICA vorremmo approfondirli e non solo per quanto riguarda la distribuzione idrica a Canicattì, ma per tutto quello che attiene la vita economica finanziaria di AICA, che è un ente che paghiamo con i nostri soldi, i soldi di chi paga le tasse, non certo i miei e i tuoi, ma di quelli che pagano le tasse, e quindi compresi noi che paghiamo le tasse abbiamo il diritto di conoscere, secondo la legge che riguarda la trasparenza degli atti amministrativi, con la quale stiamo agendo a questo accesso generalizzato civico, a conoscere la vita, la morte e i miracoli di questa AICA. Avvocato Ricalzi, nonostante le avverse condizioni del tempo e anche un po' mite diventate in queste ultime ore, l'appello che avete lanciato assieme al collega Rino Lo Giudice ha sortito gli effetti sperati. Sì, ce l'aspettavamo perché nessuno, a mio modesto parere, può additare nessuno e tutta la cittadinanza è ben consapevole di aver subito un torto e di continuare e non merita di essere additato legale sui network nazionali. L'operazione che si è fatta in questa città, lo ripeto ancora oggi, è un'operazione di macello che questa città non merita, perché i miei concittadini hanno regolarmente disdettato delle utenze che non funzionavano, che non esistevano e nessuno penso possa mai, tu da buon padre di famiglia terresti mai una utenza che ti eroga gas ogni 15 giorni per un'ora, un'ora e mezza. I prossimi passaggi sono semplicissimi: acquisiti gli atti, avremo la possibilità di poter snocciolare con un'azione di accertamento positivo il nostro diritto ad accesso all'acqua, che deve essere incondizionato, non sottoposto a nessun veto. Noi dobbiamo poter accedere pagando il corrispettivo per l'acqua ricevuta, per un servizio, perché questa non è una tassazione, questo è un servizio. Tu mi dai totte acqua, io ti pago totte acqua. Ovviamente dobbiamo metterci d'accordo sulle condizioni. È servizio avere l'acqua una volta ogni 15 pro capite, che è al di sotto del quoziente previsto dalla stessa delibera ARERA. ARERA ha parlato chiaro: voi ci dovete dare almeno 50-150 litri pro capite al giorno. Se questo non accade, questo non è un servizio, io non ho nessun obbligo a contrarre con AICA e AICA mi deve assicurare l'approvvigionamento idrico, altrimenti entrano altri diritti costituzionali, le libertà fondamentali dell'uomo che non vengono tutelate. Si è svolto oggi presso l'Aula di Sala Pellegrino della provincia di Agrigento il primo congresso provinciale della UIL, Funzione Pubblica, che ha visto l'accorpamento di due importanti categorie, la FP e la UIL PA. Noi abbiamo seguito l'evento. Continuano i congressi territoriali, oggi è la volta della UIL, il settore della funzione pubblica, un settore molto importante, in particolare per la nostra provincia dove i dipendenti pubblici sono tanti. Esattamente, oggi continuiamo con il congresso dell'FP. L'FP non è altro che una nuova categoria, che è l'accorpamento di due importanti e grosse categorie, quali l'FP e la UIL PA. Oggi rinnoviamo le cariche, anzi ripartiamo con una nuova scommessa, con una nuova leadership rispetto alle problematiche di due importanti settori che sono gli enti locali ma anche le funzioni centrali, quindi statali. Da qua uscirà un nuovo gruppo dirigente che rappresenterà questi lavoratori. Continuiamo fino al 12 marzo quando ci sarà il congresso confederale, che sarà la fine dei lavori congressuali per Agrigento per quanto riguarda la UIL. Come si sta strutturando il congresso in vista del prossimo rinnovo? Appunto un settore, quello della funzione pubblica, molto importante. Sì, questo è il primo congresso della funzione pubblica, unifichiamo le due categorie
per concentrarci in una grande categoria che sarà il fiore all'occhiello di tutta la UIL, permettetemi di dirlo. Il congresso è molto partecipato, i delegati faranno i loro interventi, usciremo ancora più forti di prima da questo congresso che ci vede molto appassionati e partecipi. Come siete arrivati a questa decisione? Questa decisione è nata dalle indicazioni della segreteria nazionale. Noi diciamo nella provincia abbiamo una grande sinergia, abbiamo avuto una grande sinergia, c'è stato un processo di unificazione molto appassionato, attivo, ci siamo confrontati sulle tematiche e comunque accomuna tutto il pubblico impiego, perché parliamo di servizi del pubblico impiego, quindi questa è la funzione pubblica che sarà oggi e che sarà domani. È un progetto che parte a livello nazionale, che era nelle cose. Nel novembre del 2015 le due federazioni hanno fatto i consigli unificati, hanno dato vita a questo nuovo progetto e chiaramente la funzione pubblica che avrà maggiore forza sul territorio, ha maggiore rappresentatività e, come dice, sotto l'aspetto sindacale una migliore agibilità. Copriremo tutto il mondo della funzione pubblica e quindi saremo più presenti su tutti i settori, sui ministeri, sulle agenzie, i comuni, rafforzeremo le posizioni che noi abbiamo a livello negoziale. Ecco, qual è il rapporto con l'amministrazione centrale e la regione? Siete soddisfatti? Ma noi abbiamo posto delle segnalazioni al tempo a livello regionale sulla contrattazione a livello diciamo che viene fatta su Palermo. Devo dire che in primo ambito abbiamo chiesto un miglioramento economico e l'abbiamo ottenuto per quanto riguarda il contratto collettivo regionale che è stato sottoscritto. Abbiamo alcune perplessità per quanto riguarda le progressioni verticali, le procedure e il miglioramento anche sotto l'aspetto economico e finanziario, che saranno oggetto di futura negoziazione. Ad Agrigento è importante questo comparto, no? Ritengo che sia fondamentale, perché purtroppo Agrigento ha una situazione diciamo da questo punto di vista impiegatizia che copre buona parte del territorio e che sostenta anche questo territorio economicamente e che nelle condizioni di turnover oggi, perché purtroppo il personale ha un'età media che va intorno ai 55-60 anni e va sicuramente rinnovato. Un esempio sulla situazione legata al comune di Agrigento, vigili urbani che sono molto anziani, ci vogliono giovani, ci vogliono ventenni che stanno sul territorio e che almeno possono stare 20 anni e dare un servizio alla collettività su Agrigento, ma ciò vale per Agrigento e vale per tutti i comuni che fanno parte di questo territorio. L'altra questione è quella legata all'azienda sanitaria. Devo dire che si è fatto tanto, si sono fatte tante procedure di stabilizzazione, bisogna riconoscere un'attività a questo direttore generale, possiamo fare ancora tanto altro, noi abbiamo dei programmi di sviluppo. Il ciclone Harry, le piogge intense e le forti mareggiate hanno scaricato nella spiaggia della Babbaluciara e di Maddalusa rifiuti di ogni genere, soprattutto plastica e comprese carcasse di animali morti. Lo ha riportato giorni fa Mariamico. Diverse associazioni ambientaliste si stanno organizzando per poter effettuare una grande operazione di pulizia prima che arrivi l'estate, scrive in una nota l'associazione ambientalista. Una brutta scena del fiume Akragas a pochi passi da San Leone, una zona ridotta a discarica a cielo aperto con la presenza di rifiuti di ogni genere, materiali in plastica, bottiglie, bidoni, contenitori, a contatto con decine di uccelli selvatici e una colonia di gatti. Uno scenario veramente desolante, come stiamo vedendo da questo video di Mariamico. E sempre in tema di ambiente, ad Agrigento abbandono illecito di rifiuti, 8 le condanne seguite di indagine dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, emesse dal GIP del Tribunale di Agrigento e Servizio. A conclusione di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti, con sanzioni irrogate che ammontano complessivamente a oltre 40.000 euro. L'attività investigativa condotta dai militari del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento ha preso avvio
a seguito di mirati controlli del territorio sviluppandosi attraverso servizi di osservazione con il supporto del 9° nucleo elicotteri carabinieri di Palermo, consentendo di individuare diverse aree interessate da episodi di abbandono continui e smaltimento illecito di rifiuti. Successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati effettuati monitoraggi tecnici che hanno permesso di documentare numerosi conferimenti non autorizzati di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui materiali derivanti da lavori edili e manufatti contenenti l'amianto. Nel corso delle indagini sono stati identificati 47 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per varie ipotesi di reato in materia ambientale. Nell'ambito del procedimento erano stati inoltre sottoposti a sequestro preventivo 2 automezzi utilizzati proprio per il trasporto dei rifiuti illecitamente. L'operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall'Arma dei Carabinieri a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di abbandono incontrollato dei rifiuti, arrecando danno al territorio e comportando rilevanti rischi igienico-sanitari. Ha installato un impianto di videosorveglianza senza avere le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La scoperta nel corso di un'ispezione in un autolavaggio di auto a Sciacca da parte dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento. Al termine del controllo, il titolare è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca perché è ritenuto responsabile di installazione e utilizzo di un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazioni, e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 2.000 euro. In provincia di Agrigento, controlli dei carabinieri sulla filiera idrica e sulle autobotti private, riscontrati irregolarità e parametri sanitari non conformi a Canicattì e Licata, denunce, sequestri e sanzioni. Il servizio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha intensificato su tutto il territorio i controlli sul trasporto e sulla distribuzione di acqua mediante autobotti di privati. L'attività svolta in coordinamento con i competenti organi sanitari, finalizzata a prevenire rischi per la salute pubblica connessi alla distribuzione di acqua destinata al consumo domestico in assenza delle prescritte verifiche igienico-sanitarie e relative autorizzazioni. Allicati i militari della sezione operativa, aiutati dal personale della locale stazione, a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un cittadino di Licata di 63 anni, dipendente di una ditta locale, per il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. L'uomo, dopo aver prelevato un ingente quantitativo di acqua da un punto di approvvigionamento idrico comunale denominato Pozzo Vitali, sito in via Mauro De Mauro, è stato sorpreso dai militari dell'Arma alla guida di un'autobotte aziendale mentre la stava conferendo presso un'abitazione privata per essere destinata al consumo umano. Sul posto è intervenuto il personale specializzato dell'ASP di Agrigento, che ha effettuato immediati campionamenti. Le successive analisi di laboratorio hanno così evidenziato la presenza di batteri coliformi e concentrazione di nitrati superiore ai limiti consentiti per l'acqua destinati al consumo umano. Ulteriori accertamenti amministrativi sull'azienda proprietaria del mezzo sono in corso per verificare eventuali responsabilità connesse. Analoghi controlli, svolti sempre a Licata, hanno consentito di deferire all'autorità giudiziaria un soggetto di 63 anni sorpreso a distribuire acqua destinata al consumo umano in assenza delle previste autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con conseguente sequestro dell'autobotte utilizzata appartenente a una ditta locale e intestata a un ragazzo di 25 anni. Nel corso dei servizi a Canicattì, militari della locale compagnia hanno sorpreso un 33enne del posto mentre scaricava 5.000 litri circa di acqua all'interno della cisterna di un condominio mediante un'autobotte munita di targa prova. Gli immediati accertamenti hanno evidenziato l'assenza delle previste autorizzazioni, nonché della documentazione attestante la provenienza, la tracciabilità e la potabilità dell'acqua trasportata. Il veicolo è stato inoltre privo
di copertura assicurativa ed è stato sottoposto a sequestro. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.450 euro, con contestuale diffida alla cessazione dell'attività. I campioni prelevati sono stati analizzati dal laboratorio dell'ASP di Sanità Pubblica, che ha riscontrato parametri microbiologici non conformi ai limiti previsti dalla normativa per le acque destinate al consumo umano, con la presenza di batteri coliformi. In relazione agli esiti degli accertamenti, l'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria. I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia per prevenire fenomeni speculativi connessi alla carenza idrica e soprattutto per tutelare la salute pubblica, atteso che l'immissione nelle cisterne condominiali di acqua priva di controlli sanitari può esporre la popolazione a concreti rischi igienico-sanitari. Avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi e pugni al culmine dell'ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche, avvenuto nei giorni scorsi ad Agrigento, dove un uomo di 40 anni del posto è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per maltrattamenti in famiglia. Provvidenziale è stato l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento che, allertati da alcuni vicini di casa, hanno evitato il peggio, attivato l'iter del codice rosso, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. Il fatto è avvenuto presso un'abitazione non poco distante dal centro città, secondo quanto ricostruito a margine di una discussione tra marito e moglie. Il quarantenne avrebbe aggredito la donna, una casalinga, davanti ai figli minorenni. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza, il 112, quindi l'arrivo immediato dei carabinieri. Intitolato a Sara Campanella, la studentessa uccisa dal compagno con diverse coltellate lo scorso marzo del 2025, un laboratorio delle unità di igiene del Policlinico di Messina. Ce ne parlano meglio i colleghi. Da oggi uno dei laboratori dell'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina porta il nome di Sara Campanella, la giovane studentessa tragicamente uccisa il 31 marzo 2025 al termine di una lezione universitaria nei pressi del Policlinico. L'iniziativa promossa dal direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria nasce dal desiderio di ricordare Sara proprio nel luogo in cui si trovava quel terribile pomeriggio di un anno fa. Uno spazio vissuto quotidianamente da operatori e studenti, che da oggi custodirà in modo permanente la sua memoria. Alle cerimonie erano presenti la mamma Cetti e il papà Alessandro. Ad accoglierli, insieme al direttore amministrativo, dottoressa Elvira Mata, la rettrice professoressa Giovanna Spatari, il direttore sanitario Giuseppe Murolo, la responsabile dell'unità di igiene ospedaliera, professoressa Pasqualina Laganà, oltre a numerosi operatori sanitari e amministrativi. La dottoressa Mata ha scelto di ricordare Sara attraverso una lettera intensa e carica di significato. Cara Sara, non a caso abbiamo scelto il 23 febbraio per riunirci in questo luogo che, seppur in apparenza anonimo, oggi diventa spazio di memoria, riflessione, di racconto. E questo luogo, che da oggi porta il tuo nome, parlerà di te. Pochi sanno che la prima giornata della festa della donna è stata fissata il 23 febbraio. Abbiamo pensato di ritrovarci qui per inviarti un messaggio forte e chiaro. Noi non ti dimenticheremo. Sei per noi un esempio di dedizione, professionalità e impegno. Tutte qualità che hai dimostrato nel tuo corso di studi. Hai amato le farfalle e per noi sarai sempre una farfalla bellissima, dai colori delicati ma decisi. Oggi stringiamo la mamma, papà e Claudio in un forte abbraccio, con la consapevolezza che non saranno mai soli. Anche la rettrice, professoressa Giovanna Spatari, ha sottolineato il valore simbolico dell'iniziativa. Che questo è l'ennesimo abbraccio della comunità, dell'azienda ospedaliera universitaria e dell'università
a una giovane donna che ci ha scelto e noi ci sentiamo semplicemente onorati di questa sua scelta. Lei ha lasciato il capoluogo di regione per venire in una città di provincia perché era il corso di laurea di area sanitaria che lei voleva frequentare perché aveva letto tante cose. Quindi semplicemente dire ad Alessandro e Cetti che l'università ha dedicato il luogo più importante dell'Ateneo, il cortile del rettorato, e l'azienda sta facendo lo stesso con un simbolo che era per Sara il laboratorio, quindi non un'aula ma proprio un luogo in cui lei voleva, ed è semplicemente questo l'abbraccio di questa nostra enorme comunità che non dimenticherà mai Sara e farà di tutto per onorare memoria e ricordo. Grazie. La mamma di Sara, Cetti, ha infine espresso un sentito ringraziamento per un'iniziativa che lascia un segno indelebile della presenza e del cammino umano e formativo della figlia all'interno del Policlinico di Messina. Linea alla regia per la pubblicità. Sono iniziate le operazioni di trasferimento della Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello di Agrigento, che troverà posto nei locali del Palacongressi del Villaggio Mosè, oggetto di interventi di adeguamento da diversi mesi. Volge verso il completamento quindi il progetto voluto dal direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi Sciarratta di creazione di un polo dedicato alla figura del drammaturgo agrigentino all'interno del Palazzo dei Congressi. Questo consentirà non solo un risparmio economico, i locali del centro città sono infatti in affitto, ma principalmente di creare uno spazio espressamente dedicato alla fruizione dell'enorme patrimonio librario più moderno e facilmente raggiungibile soprattutto per le scolaresche. Fino al completamento dei lavori di trasloco e nuovo allestimento, la struttura attuale di Via Emera rimarrà ovviamente chiusa. A Furcisicolo si lavora per la difesa della costa. Buongiorno, siamo in spiaggia, stiamo continuando i lavori che avevamo già previsto insieme alla Protezione Civile, insieme alla Regione Siciliana e al Genio Civile di Messina per l'inizio del posizionamento dei massi che devono proteggere la nostra costa, il nostro paese. Quindi si deve realizzare la base sostanzialmente sulla spiaggia perché è come se venissero montati in modo piramidale per creare una protezione appunto del nostro centro abitato. A quel punto possiamo anche iniziare a rimuovere i detriti rimasti che fungevano diciamo da protezione per la zona completamente devastata, la zona nord appunto del paese. Stamattina c'è anche il presidente Schifani sul nostro territorio per monitorare la situazione, che voglio ringraziare. Si sta quindi continuando, stiamo andando avanti, noi stiamo procedendo ancora sempre di più con il ripascimento, che è un'altra opera fondamentale, in modo tale da poter cercare di allontanare appunto la costa dal mare e proteggere sempre di più il nostro paese. È un lavoro davvero importante, così come lo è quello del posizionamento dei massi che sta iniziando adesso con la Regione Siciliana, quindi un intervento a carico loro in urgenza proprio stamattina grazie al Genio Civile di Messina. La Moncada Energy Group ha ottenuto un finanziamento di 41 milioni di euro dal banco BPM Biper per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad Agrigento. La struttura, si legge nella nota, è suddivisa in due sezioni, una incentivata di capacità complessiva di circa 40,8 megawatt di picco e una non incentivata dalla capacità complessiva di circa 36,5 megawatt di picco, per un totale complessivo di 77,3 megawatt di piccolo. L'operazione, ha spiegato l'amministratore unico Raimondo Moncada, segue gli altri 30 megawatt di picco in esercizio dall'inizio del 2025 e consentirà al gruppo di progredire in un percorso di sviluppo e di crescita già tracciato, sostenendo un progetto strategico per la nostra realtà
e di guardare con impegno e fiducia ai prossimi 2 anni, con l'obiettivo già fissato di raggiungere i 500 megawatt di potenza installata, con la realizzazione di progetti già in sviluppo e in fase avanzata di autorizzazione, compreso il repo-waring del nostro parco impianti esistente, nonché l'ingresso nel settore delle BESS, ossia lo stoccaggio di energia elettrica attraverso le batterie. Nonostante il subentro di CMC alla Manelli, continuano i problemi per i lavoratori del cantiere del collettore fognario sud-orientale di Palermo. Gli operai, dopo la manifestazione dello scorso 30 gennaio per gli stipendi di dicembre, non hanno ancora ricevuto la paga del mese di gennaio e quindi la protesta in corteo da Piazza Verdi fino alla prefettura. I colleghi di Palermo. Delegate i prospetti paga! Vergogna! Nuovamente in piazza nulla è cambiato. Allora, non è cambiato proprio niente, assolutamente niente. Proprio io posso dire che noi siamo qua in piazza sempre a rivendicare il lavoro, a rivendicare gli stipendi che mancano, che ancora non ci hanno retribuiti, le busta paga che ancora non ci hanno dato, da giorno 15 che noi dovremmo avere la busta paga, ancora non hanno dato neanche la busta paga. Quindi siamo tutti qua in piazza, abbiamo tutti dei figli, abbiamo una famiglia, quello che manca è il lavoro, quello che manca è la certezza, manca tutto, quindi noi siamo stanchi e siamo proprio disperati. Sono passati mesi, ricordiamo che questa è un'avvertenza che dura da luglio, i lavoratori continuano a non avere nessuna risposta vera, nessuna risposta concreta. Non hanno preso lo stipendio, non hanno ancora percepito lo stipendio di gennaio e per la prima volta stanno avendo anche l'ostruzionismo da parte di CMC di Palermo Sud-Est che non vuole consegnare prospetti paga. I lavoratori sono stanchi, i lavoratori sono realmente arrabbiati e siamo qui in piazza perché riteniamo che questa deve essere anche la rabbia dei palermitani. Stamattina per l'ennesima volta siamo qui in piazza a manifestare tutto il disagio, tutti i problemi che investono questo cantiere, che investono l'azienda nello specifico, che ci aspettavamo che con la cessione dell'affitto del ramo d'azienda da parte di CMC nei confronti di Manelli potesse esserci una svolta, ma ciò non è avvenuto. Siamo ancora in una fase di stallo, i lavoratori da gennaio non percepiscono lo stipendio, aggiungendo a questo che gli impiegati non hanno percepito le tredicesime e, se vogliamo dirla in maniera un po' adulcorata, non hanno percepito la cassa edile, o meglio non ci sono gli accantonamenti in cassa edile da agosto ad oggi, e quindi anche un pezzo di salario, in questo caso salario differito, che corrisponde in qualche maniera anche alla tredicesima, anche gli operai non l'hanno percepito, quindi tutte le prestazioni non possono essere percepite. Una situazione emergenziale, parliamo di lavoratori ma di persone che di fatto non percepiscono stipendio, ma le spese continuano ad essere. Certo, le spese continuano ad esserci e si vanno a accavallare sempre di più, perché con mensilità arretrate arrivano gli stipendi sempre arretrati, le spese aumentano, chi ha il mutuo, chi ha l'affitto e spese varie, si va sempre a cavallare sempre di più e non si va a risolvere la situazione drammatica che stanno vivendo i lavoratori. Quindi voi andrete in prefettura a chiedere cosa? Chiediamo subito che si faccia chiarezza, che l'azienda faccia chiarezza ai lavoratori cosa vuole fare dei lavoratori, perché non ci sono lavoratori di Serie A e Serie B, perché qui a Palermo si sta vivendo una situazione di lavoratori di Serie A e Serie B, i diretti ex Manelli che ora sono CMC già hanno lo stipendio, i lavoratori delle Palermo Sud-Est, dei consortili non danno neanche le buste paga, quindi stanno facendo un illecito amministrativo e non prendono lo stipendio. Per lo sport vediamo adesso un servizio del collega Giuseppe Moscato sulla partita Ragusa-Castrum-Favara, che ha visto purtroppo l'ennesima sconfitta per 2-1 della squadra agrigentina. Una sconfitta pesantissima, lasciando la squadra di Infantino al penultimo posto. Moscato. Sconfitta pesantissima per il Favara Ragusa, scontro diretto vinto dagli Iblei che staccano la squadra di Infantino di 4 punti, lasciandola al penultimo posto.
Si fa difficile adesso il cammino verso la salvezza diretta per i favaresi, visti anche gli altri risultati che vedono la vittoria di San Cataldese ed Acireale. Partita non bella con il Ragusa che ha costruito la vittoria gestendo la rete del vantaggio segnata da Callegari al 16°. Rete contestata vivamente dai favaresi per un presunto fuorigioco. Nel primo tempo solo una conclusione dei giallo-blu con Varela nei minuti iniziali, troppo poco per una squadra che deve fare punti soprattutto in questi scontri diretti. Nella ripresa sostenuta dai ragazzi della curva nord andate fino a Ragusa, i giallo-blu sono sembrati più propositivi, ma alla tanta mole di gioco non sono arrivate le conclusioni a rete. Squadra sbilanciata in avanti alla ricerca del pari e Ragusa che in contropiede ha punito con Golfo che insacca alle spalle di Lauritano. Negli ultimi 10 minuti il Favara esce l'orgoglio e gli artigli, ma è troppo tardi. Non basta la rete di Varela a rimettere in parità il match giocato fino al 97° per le tante interruzioni di gioco nel finale. E domenica prossima al Brucoleri arriva il Messina. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.